Chinnici al termine della vittoria del San Giorgio Piana per 2-1 sul campo del San Vitolo Capo. Mister, altra vittoria che vale tanto, come l'avete preparata in settimana? Abbiamo preparato una partita sapendo le loro qualità, il loro gioco, bravi sugli esterni, quindi abbiamo fatto una specie di cambio sugli esterni, sui raddoppi, quindi per evitare le loro giocate maggiori, limitarle, perché comunque è una squadra allestita per fare un campionato importante come il nostro. Quindi sapevamo di affrontare un grande avversario, quindi abbiamo dato il dovuto rispetto, come quello che daremo a tutti. Però è stata una partita che ha dimostrato che ho la fortuna di allenare un grande gruppo, e dai più grandi ai più piccoli oggi hanno dato tutto il massimo e sono contentissimo. Stiamo lavorando bene e la strada è quella giusta. Paradossalmente avete sofferto più quando il San Vito era in 10 che quando eravate in 11 contro 11. Ho sofferto relativo perché abbiamo creato 2 o 3 occasioni a tu per tu, devo fare complimenti al portiere e gliel'ho fatti a fine partita, perché sul 2-0 potevamo avere, con un briciolo di fortuna che ci vuole, fare il terzo gol e poi lì sarebbe cambiata la partita. Il San Vito è stato bravissimo a crederci fino alla fine anche in inferiorità numerica, poi hanno aperto la partita facendo il 2-1, nonostante c'è il 2-1 abbiamo creato qualche occasione per richiuderla nuovamente, però è stata bella viva la partita e quindi vincere queste partite fa bene al morale, fa bene al gruppo e siamo Infine felici. le chiedo come spiega le assenze dal primo minuto di Fabio Caglio e di Gallo e come commenta la prestazione di Rubino dietro, che è stata oggi monumentale. Guarda, io ho la fortuna di avere 20-24 giocatori che sono per me tutti titolari. Durante la settimana chi sta bene e dimostra che vuole conquistare una maglia da titolare, per me l'avrà sempre. Gaio è il nostro capitano, è stata una scelta concordata, insieme a lui in settimana già avevamo deciso che avrebbe fatto un turno di riposo, perché è pure giusto fargli rifredare ogni tanto in prospettiva di una partita di Coppa.